Allora, iniziamo la nostra chiacchierata con la domanda più semplice intanto, Monsignor Duppi. Che cosa intendiamo per periferie? È possibile dare un significato altro, oltre al comune senso delle periferie, cioè come una parte della città? Che cos'è periferia? Qualche volta ci sentiamo periferici rispetto ai luoghi centrali, no? E uno pensa, vabbè, ma in fondo le cose importanti sono nei luoghi importanti, e qualche volta certe periferie cercano di scopiazzare un po' i luoghi importanti, però poi in fondo, come dire, la vita vera sta da un'altra parte, no? Mentre il tema che abbiamo oggi, questa sera, sulla speranza, è importantissimo, perché non c'è vita senza speranza. Non è qualcosa in più, come dire, riflettiamo un po' sulla speranza, come si possono riflettere su alcune cose che sono in parte degli accessori. Se non c'è speranza non c'è vita, non c'è futuro. Amministriamo il presente, diventiamo sonnambuli, andiamo in automatico. E che vita è? Direbbe nella bolla, è come dire, vivacchiare, no? La vita ha una forza, no? Tale da affrontare anche le difficoltà, non perché appunto non ci siano, ci sono, ecco, e la speranza c'è tutta da affrontare. Quindi ci sono molti narcotici per ingannarsi, per stordirsi, diciamo così, no? C'è molto presente, c'è pochissimo futuro. E io quando siamo stati adesso con il vescovo San Clarisse, e penso a che cosa è stato nel 52 per voi la tragedia dell'alluvione, nel 52 hanno costruito e ricostruito, e direi con una forza, diciamo, di speranza che sarebbe stato diverso. Non so se oggi noi avremo la stessa forza, la stessa passione, lo stesso desiderio di avere e dare il futuro. Ce lo teniamo tutto il futuro. Non si fanno figli senza speranza, infatti non si fanno. Non c'è, siamo dei paesi al mondo con la minore natalità, cerchiamo tutte le sicurezze, e giustamente in molti casi bisogna anche avere tante sicurezze, eccetera. È ovvio che il problema però non sono tutte le sicurezze, riempire tutte le caselle, e allora se ho tutte le caselle bene riempite forse faccio qualche cosa. È chiaro che il problema è come noi pensiamo anche la nostra vita in parte, no? E per questo penso che il tema è veramente decisivo, perché la speranza è l'unico modo per vivere bene oggi. Cioè, se non c'è speranza viviamo male l'oggi. Se non c'è il futuro, il presente diventa ossessivo. Diciamo, se c'è il futuro, io capisco anche il presente, lo affronto, no? Mentre se devo vivere tutto oggi, lo deformo. Cerco di conservare quello che sono oggi e non c'è futuro. Però questa sera noi non volevamo fare un incontro di lamentele, per dire noi poverini del Polesine, del Delta e questo e quello. Non volevamo fare l'elenco dei calimeri, no? Poverini neri e brutti, ma abbiamo letto questa polarità, una chiave della speranza. Ecco. Perché come cristiani siamo così, siamo fatti così, dovremmo essere fatti così. E la nostra speranza ha le radici nella Pasqua, come dice Papa Francesco, e quindi ha delle radici solide, non piantate per terra ma piantate in cielo, e ha anche le ali. E stasera mi pare che nel dialogo che c'è stato Don Matteo ci ha detto che speranza è stare, speranza è lottare,
speranza è costruire, speranza è generare futuro, speranza è non essere concentrati quasi ossessivamente sull'oggi, ma avere lo sguardo oltre l'orizzonte. E in questa nostra terra ci sono quei tramonti e quelle albe meravigliosi che forse ci aiutano ogni giorno a nutrire gli occhi e il cuore di speranza. E noi cristiani in tutto questo, mi verrebbe da dire che cristiani dovremmo essere custodi della speranza, dovremmo essere angeli della speranza, come sempre ha detto Papa Francesco, artigiani anche della speranza, non solo della pace, e non certo custodi del museo della speranza. Certamente il Cardinale Zuppi ci ha lasciato una bella testimonianza della sua vita e anche del suo modo di leggere, interpretare la Chiesa e la storia in questo tempo, e una prospettiva anche diversa di ciò, su ciò che è centro e su ciò che è periferia. Quindi è bello tornare a casa stasera sapendo che siamo sia al centro e sia alla periferia, però quando riusciamo ad essere gli uni per gli altri siamo sempre al centro. Come diceva Don Milani, fare da soli, fare peccato, fare insieme e fare politica, quella con la P maiuscola, però non con la politica dei partiti. Ecco, a noi interessa agire sulla piazza e mettere insieme le persone. Tutto qua.